34.000, va bene? Ben ritrovate e ben ritrovati, buona giornata da 7 in punto, ancora una volta l'appuntamento con gli approfondimenti, le analisi di temi di estrema attualità. Oggi parliamo di banche, parliamo di quello che è successo, sta succedendo e succederà. Lo facciamo con un autorevole ospite che andiamo ad introdurre e a ringraziare di essere con noi. Si tratta di Alfredo Belluco, che è il presidente veneto di Confedercontribuenti. Buona giornata a lei. Buongiorno a tutti, grazie. Grazie a lei di essere con noi. Beh, come vedete vicino, meglio, davanti ad Alfredo Belluco c'è la targhetta che riporta il numero verde di Confedercontribuenti, l'800 814 603, a cui vi potete rivolgere. Lo proporremo anche in sovrimpressione perché lo memorizziate se vi fa piacere. Confedercontribuenti, voi nascete quando, Presidente? Beh, noi abbiamo circa 10 anni di attività. Però naturalmente la vera fulgore del nostro lavoro è in questi ultimi anni, quando le banche, sotto gli occhi di tutti, hanno distrutto il tessuto economico, specialmente del Veneto, ma non solo con Popolare di Vicenza e Veneto Banca, che purtroppo sono nell'occhio del ciclone, ma tutte le banche, dalle più piccole alle più grandi, si sono macchiate di tutta una serie di illeciti civili e purtroppo anche penali, che proprio in questi giorni stanno anche rispondendo. Nei prossimi giorni, il 29 marzo, al Tribunale di Padova ci sarà la prima udienza contro 3 funzionari di banca accusati di usura aggravata in concorso di 2 banche. Si può anche dire, perché era su tutti i giornali, certo, la Cassa di Risparmio del Veneto, 2 funzionari, e la Banca di Credito Cooperativo dei Colli Euganei di Lozzo Atestino Padova. Quest'ultima banca è già stata condannata in sede civile con sentenza passata in giudicato, avendo praticato l'usura, cioè il superamento oggettivo del tasso soglia, per 18 trimestri su 18, con un tasso massimo applicato del 58,98%, con sentenza Tribunale di Padova, sezione distaccata di Este. Adesso devono rispondere in sede penale. Molti non sanno che l'usura, specialmente applicata in sede bancaria, è un reato gravissimo, che comporta tra l'altro un aumento della pena da 1/3 alla metà e può arrivare fino a 15 anni di reclusione. Ora, noi francamente non ci interessa che la gente vada in galera, non ci interessa proprio. A noi interessa che ci vengano restituiti i soldi. Il nostro ordinamento prevede che quando c'è il superamento del tasso soglia, il contratto è invalido e non siano dovuti interessi, né spese, né commissioni, né oneri, e neanche l'assicurazione quando è stata resa obbligatoria. Quindi a noi ci interessa la restituzione dei soldi. Qui stiamo parlando di decine, centinaia di miliardi di euro che mettono in difficoltà le aziende e poi naturalmente le famiglie collegate che devono rispondere con i propri beni, le case, i capannoni, le ville, i terreni e quant'altro. Dicono che la crisi è cominciata nel 2008, non è cominciata nel 2008, forse ha preso il via molto prima. Voi esistete da 10 anni e in questi 10 anni immaginiamo che siano centinaia, migliaia le persone che si sono rivolte a Federcontribuenti. Noi è un appello che cerchiamo di lanciare sempre: non abbiate alcuna remora a rivolgervi a chi vi può ascoltare ed eventualmente sostenere anche dal punto di vista dei consigli, no? Sì, certo, la correggo, Confedercontribuenti. Sì, ci scusi, Confedercontribuenti. Confedercontribuenti, perché ci sono altre sigle che hanno nomi analoghi e quindi è giusto sottolineare questa differenza. Certo, noi abbiamo modestamente decine di migliaia di associati, specialmente in Veneto siamo molto attivi, perché io personalmente ho iniziato questa attività prima personalmente e poi anche per gli altri molti anni fa, addirittura nel 1989, quando ho sconfitto la più grande banca operante in Veneto,
la Cassa di risparmio allora di Padova e Rovigo, ora Cassa di risparmio del Veneto, proprio per un'applicazione distorta e illogica e illecita del cosiddetto anatocismo, ovvero gli interessi su interessi, vietato dall'articolo 1283 del Codice Civile, che le banche se ne sono altamente disinteressate, per non dire fregate, e l'hanno applicato praticamente dal 1952. Ecco, quello che molti non sanno è che la Camera di Commercio di Padova, nei propri usi territoriali, ha inserito proprio la possibilità di praticare l'anatocismo. Ecco, questo è un documento che io ho in mano dove si legge chiaramente che la Camera di Commercio ha fatto questo e dice, diversificando quelli che sono i depositi, cioè per i depositi doveva essere applicato il tasso annuale, invece per i debiti, cioè gli scivolamenti in rosso in conto corrente, dovevano essere calcolati alla fine di ogni trimestre, cioè a fine marzo, giugno, settembre e dicembre. E qui questa frase è quella fondamentale: l'interesse così portato in conto produce a sua volta l'interesse nella stessa misura. Questo era vietato dalla legge e la Camera di Commercio di Padova, vergognosamente, io lo metto, l'ho scritto anche, vergogna, va bene, ha nel 1990, sottolineo nel 1990, fatto questo e ha prodotto tutta una serie di fallimenti. È una cosa ovvia e naturale, perché molti non sanno che l'anatocismo sembra una cosetta così, ma comporta in 10 anni circa il raddoppio degli interessi. Sì, sì, l'interesse dell'interesse. No? Il raddoppio, cioè gli interessi, sembra, cioè, faccio un piccolo esempio, 1.000 euro al 10% in un anno producono 100 euro, giusto? Ecco, con l'interesse anatocistico, ecco, producono 103,49 centesimi, quindi questi 3,50 euro, parliamo di 1.000 euro, parliamo di 1.000 euro, non parliamo di migliaia o centinaia di migliaia o milioni di euro, su 1.000 euro 3,50 euro, quindi il 3,5% in più rispetto a quello che è il vero dovuto che dovrebbe essere dato. Questo valanga, perché poi diventa una valanga, perché per i rapporti brevi incide poco o pochissimo, ma per i rapporti medio-lunghi incide in una maniera preponderante, ecco, e in maniera proprio sostanziale. Noi sappiamo, e abbiamo le prove naturalmente, che in certi casi per rapporti di 20 anni si triplica l'interesse. Ecco, quindi andiamo ad avere subito come sistema economico, e infatti noi lo scriviamo un po' dappertutto, che le banche rubano e uccidono l'economia, va bene, con la complicità diretta e indiretta della Camera di Commercio di Padova. E l'abbiamo scritto anche qui, vedi, le banche rubano e uccidono l'economia con la complicità della Camera di Commercio di Padova. E non abbiamo nessuna remora, gliel'abbiamo consegnato, ma sono cose vecchie. Non è vero, perché in costanza di rapporto o per rapporti chiusi da meno di 10 anni si può verificare il rapporto e andare a contestare alla banca quello che è la sua pretesa. Cioè, adesso si parla molto di questi NPL, crediti deteriorati, cioè sofferenze bancarie, si sente molto parlare di sofferenze bancarie. Ecco, noi ne abbiamo analizzati oltre 4.000. L'80% sono contestabili. Noi chiudiamo 2 o 3 accordi alla settimana con le più piccole e le più grandi banche, piccole, medie e grandi banche. Tutte le banche vengono a trattative con noi, perché lo sanno che dopo devono pagare anche le spese legali e tutto quello che ci va dietro. Ecco, io ho fatto anche una maglietta con sottoscritto crediti in sofferenza e naturalmente crediti deteriorati NPL.
non paghiamo lì, ovvero analizziamoli, verifichiamoli, e noi lo facciamo tra l'altro gratuitamente, quindi se qualcuno lo vuol fare non fa altro che sottoporci quello che è il mutuo, il derivato, il conto corrente, il leasing, il factoring, tutto quello che è un rapporto bancario. Noi lo analizziamo e verifichiamo se c'è un'anomalia e andiamo naturalmente al confronto con la banca, perché le banche, come ho detto, sembra che siano aggressive, lo sono aggressive, ma non certamente con noi, perché sanno che modestamente con noi devono trovare l'accordo, perché poi vanno a finire nelle prime pagine dei giornali e non è che convenga molto, insomma. Che cosa comporta per il contribuente il fatto di rivolgervi a voi? Ci spieghiamo meglio, ci sono dei costi, ci sono delle spese, insomma, chi si rivolge a Confedercontribuenti? Allora, le spese sono ristrette alla tessera, che può variare dai 20 ai 50 euro a secondo di quello che noi Nell'arco facciamo. di un anno si paga? Sì, un anno, l'anno solare dal momento della sottoscrizione della tessera, quindi è alla portata di tutte le tasche, non chiediamo, come chiedono altri, fino a 300-400 euro per aprire la pratica, addirittura anche 2000, ma non voglio entrare nel merito di quello che fanno gli altri. Io guardo quello che faccio io e quello che fa la nostra associazione, che, come ricordo, ha sede a Casalserugo, in centro a Casalserugo. Noi, per analizzare anche rapporti lunghi di 20, 30, 40 anni, che l'abbiamo fatto, non chiediamo assolutamente nulla. Chiediamo solo la tessera. Certo che poi, se c'è da contrastare la banca perché fa delle richieste assurde, o perché si vuole attaccare la banca perché il risultato dell'analisi comporta andare a una richiesta di qualche decina di migliaia di euro, è chiaro che poi alla fine i costi ci sono, però noi poi veniamo remunerati al risultato ottenuto, e quindi meglio di così, è una garanzia sia per il nostro associato che anche per noi, perché ci poniamo nei confronti dell'associato in maniera corretta, insomma. Alfredo Belluco giustamente ricordava la sede dov'è, visto che la trasmissione di questa puntata, come di tutte le altre, avviene su base triregionale. Ricordiamo anche a chi non conoscesse il territorio padovano che Casalserugo è alla periferia di Padova, è un piccolo centro non distante dal capoluogo euganeo. Comunque c'è la possibilità, anche attraverso il numero verde, di entrare in contatto, no, certamente, il numero verde è assolutamente gratuito da tutta Italia e anche dai cellulari, quindi si può chiamare tranquillamente, e naturalmente i contatti non sono assolutamente costosi. Riceviamo decine di telefonate ogni giorno e rispondiamo a tutti, solo per problemi bancari. Noi facciamo solo e assolutamente solo questo. Non abbiamo come si può dire, l'ardire e l'ardore di essere tuttologi. Noi facciamo solo questo, perché questo siamo in grado di fare. Abbiamo i nostri avvocati, i nostri consulenti, il nostro staff che esamina i rapporti, abbiamo chi va a fare le trattative con le banche, abbiamo una struttura che ci consente di dire che noi siamo sul mercato, chiamiamolo pure così, forse per primi, a livello veneto forse siamo stati i primi, però non voglio dire che sia stato il primo per essere poi smentito, però siamo stati sicuramente tra i primissimi, perché io, lei sicuramente si ricorderà, ho iniziato a venire anche qui, ma anche in altre emittenti, alcune addirittura oltre 10 anni fa sono andato in altre emittenti. Insomma, è una garanzia. Io ho anche una pagina Facebook e anche un sito internet, se qualcuno vuole chiedermi l'amicizia, Alfredo Belluco, 2L1C, oppure entrare sul sito
alfredobelluco.it oppure confedercontribuentiveneto.it, ma è più difficile, meglio alfredobelluco.it, e lì trovate tutti i nostri riferimenti e tutti i nostri contatti, però naturalmente col numero verde è facilissimo entrare nei nostri uffici, insomma. Vorremmo tornare agli NPL, cioè una spiegazione ancora più esauriente relativamente agli NPL, anzitutto per chi ci segue da casa. Allora, gli NPL, le banche li chiamano così perché è una dicitura inglese che vuol dire non performing loans, che vuol dire i loans sono i crediti non performanti, cioè che non sono più riuscite le banche a entrarne in possesso, gente che si è fatta dare dei crediti che poi alla fine non è stata più in grado di restituire. Ora, noi possiamo dire tranquillamente, come ho detto prima, specialmente per gli importi medio-bassi, quelli di scivolamento in rosso, applicazione di spese, interessi, commissioni non dovute, molto spesso non lecitamente pattuite, giochi di valuta, anatocismi che poi sfociano nell'usura e quant'altro, possiamo dire tranquillamente che 4 su 5 sono contestabili, l'80-85% sono contestabili. Per quello che noi diciamo che è fondamentale esaminare il rapporto. Naturalmente mi riferisco ai piccoli imprenditori, ai medi imprenditori, anche ai grandi imprenditori, però i grandi imprenditori, quelli che hanno centinaia di dipendenti, molto spesso hanno al loro interno già uno staff che controlla se la banca si comporta in maniera corretta oppure no, e quindi cioè, il nostro ruolo è fondamentale per i piccoli e piccolissimi imprenditori, gli artigiani, che il commercialista cosa fa? Il commercialista dell'artigiano o del piccolo imprenditore cosa fa? Prende l'estratto conto della banca, trascrive il numero, mette il numerino a perdita, non si disinteressa completamente se è stato applicato correttamente il contratto, se gli è stato addebitato dei giusti interessi, delle giuste spese, delle giuste commissioni, dei giusti oneri, perché molti non sanno che la legge sull'usura, che è quella fondamentale sulla quale noi ci applichiamo, dice che per la determinazione degli interessi usurari si tiene conto delle commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese, escluse le imposte e le tasse. Ora, se noi sommiamo tutti questi oneri che la legge ci aggiudica come da calcolare, molto spesso si supera il tasso soglia di usura, e siccome il tasso soglia di usura è sempre stato intorno al 15, 16, 17%, è molto facile superarlo, è molto facile, perché la banca ti applica già il 5, 6, 7%, molto spesso anche l'8% e anche di più, poi ti metti in conto delle spese, delle commissioni e si va molto spesso al 30, 40, 50%. Abbiamo casi estremi dove si è arrivati anche al 400, 500%, però sono casi limite. Però già superare questo 20%, che qualcuno dice, ma il 20% mi applica, il calcolo va fatto, come ho detto, tenendo conto le commissioni, le remunerazioni a qualsiasi titolo e le spese. Questa è la legge. Non quello che dicono le banche, ma certe spese non devono essere calcolate, oppure il calcolo deve essere fatto sull'affidato e non sull'utilizzato. Ma chi è che se l'ha inventato? La Banca d'Italia? Ma chi è la Banca d'Italia per dire come si applica una legge? La legge si applica secondo quello che c'è scritto sulla legge. Non so se sono chiaro. Certo, no, è chiarissimo. Perché faccio un esempio. Se io ho 100.000 euro di affidato e però nell'arco dell'anno utilizzo sempre 10.000 euro, attenzione, allora 100.000 euro di affidato e utilizzo sempre 10.000 euro, nell'arco dell'anno mi vengono applicati 3.000 euro, 1.000 euro di interessi, 1.000 euro di commissioni e 1.000 euro di spese, quindi 3.000 euro. 3.000 euro sarebbero 3.000 su 10.000, non sarebbe un grande calcolo per capire che io ho subito il 30% del calcolo. Secondo quelle che sono le istruzioni, le note, le circolari e quant'altro della Banca d'Italia, secondo loro, io avrei subito
il 12%. E vi spiego per quale motivo. Perché i 1.000 euro di interessi incidono sul 10% dei 10.000, va bene? 1.000 su 10.000 il 10%. Gli altri 1.000 euro di spese e 1.000 euro di commissioni non incidono più sui 10.000, ma sui 100.000 di affidato. Ma scusate un attimo, le regole dell'aritmetica, della matematica semplice, non le ho mica inventate io. Se tu mi dai 10.000 euro, perché 10.000 euro mi hai dato, e io ho pagato 3.000 euro nell'arco dell'anno, mi hai applicato il 30%, non il 12%, perché naturalmente facendo i calcoli così si rimane all'interno della tasso soglia e allora ci sono una miriade di giudici, una miriade di avvocati, una miriade di consulenti tecnici anche dei tribunali che applicano questa formula illecita, illogica e illegale, va bene? E naturalmente molto spesso in alcuni tribunali, fortunatamente quello di Padova no, ma adesso stiamo sfondando anche su altri tribunali, applicano le regole logiche della matematica. Certo. Quella che è la regola dei numeri, insomma, non si transige. Noi ci fermiamo un momento per alcuni suggerimenti commerciali, rimanete con noi, soprattutto con Alfredo Belluco, presidente veneto di Confedercontribuenti, vicepresidente nazionale anche di questa associazione dei consumatori che si occupa dei rapporti con le banche, soprattutto piccoli e medi imprenditori. Rimanete in nostra compagnia se vi fa piacere, ascolteremo altre spiegazioni e riflessioni molto interessanti. A tra poco. Ecco. Seconda parte di 7 in punto che questa mattina si occupa di banche, o meglio di rapporti dei contribuenti con le banche. Lo stiamo analizzando dal punto di vista del nostro ospite di questa mattina, che è Alfredo Belluco, presidente veneto di Confedercontribuenti. Ci ha spiegato certi meccanismi un po' perversi da parte degli istituti di credito a livello di calcoli. E visto che Alfredo Belluco è ospite con noi questa mattina, inevitabilmente il discorso si sposta, parlando di banche, su quella che è la situazione che è stata generata dal crack dei due più grandi istituti di credito veneti, cioè Veneto Banca e Banca Popolare Vicentina. Si parlava di momenti giudiziari, tra poco sarà il momento anche per Banca Popolare Vicentina, per la vecchia amministrazione di questo istituto di credito. La giustizia, secondo lei, può ancora fare qualcosa? Nel senso, esistono delle procedure, c'è la paura non solo della prescrizione ma anche che decada il reato per esempio di truffa e di aggiotaggio? Beh, che i reati vadano in prescrizione è fuori discussione, purtroppo. A meno che non vengano contestati reati più gravi come l'associazione per delinquere, che è nell'aria, perché c'è, secondo me c'è, quando ci sono più persone, un consiglio di amministrazione, tutti i direttori di filiale che vengono indotti a fare quello che hanno fatto, possono dire chiaramente ma io non sapevo quello che stavo facendo, però insomma cioè, il reato c'è o non c'è? Sei tu magistrato che lo devi contestare. Nel momento in cui ci sono più persone, più di 3 o 4 persone, non so neanche cosa dica il codice, ma penso siano 4 persone, che si mettono d'accordo per truffare, imbrogliare, fare aggiotaggio, fare ostacolo alla vigilanza, fare tutta una serie di reati. Addirittura la Procura di Prato contestava anche il reato di estorsione, perché naturalmente venivano anteposti i finanziamenti all'acquisto delle azioni e quant'altro. Qui sono reati gravissimi, cioè non si può più giocare di fioretto come mi sembra stiano giocando i magistrati, oppure attendere tempi biblici. Adesso la Procura di Prato per esempio ha già archiviato per quello che riguarda, non so esattamente, non ho letto esattamente quali reati, però ci sono già state delle archiviazioni. Ma qui il problema è che la maggior parte della gente è anziana, non ha la possibilità di difendersi. Qui anche queste proposte oscene che noi diciamo, da piatto di lenticchie del 15% di restituzione, poi tra l'altro per quelli che hanno sottoscritto dopo il 1° gennaio 2007, sì. E poi tra l'altro, ma dove sta scritta questa cosa qui? Io sono andato lì anche a Vicenza, anche a Montebelluna e gliel'ho detto
ho parlato con il dottor Carus, con gli altri, quelli della Popolare di Vicenza, e io ho detto, ma scusate un attimo, ma se io vi porto qui il frutto di 40 anni della mia liquidazione, del mio TFR, quello è il risparmio vero? Voi non potete dire, ma io ti do il 15%. Potrei dirlo, non so, con il grande industriale che ha fatto speculazione, oppure non so, che ha portato la sua azienda non so, da 50 dipendenti a 500 dipendenti, allora ha un senso di fare un ragionamento di questo genere. Ma col pensionato che ha messo il risparmio vero, uno sopra l'altro, rinunciando a tutto, alle vacanze, alla pizza o a tutto quello che volete, tu glielo devi restituire, non esiste. Poi adesso addirittura l'ISEE, sì. Ma dove sta scritto che io devo dimostrare di essere povero per ritornare in possesso di una cosa che è mia? Ma non mi capito, signori della Popolare di Vicenza e del Veneto Banca, qui ve la state tirando veramente. E poi c'è sempre questa forma di ricatto. E allora, entro il 15 marzo ci deve essere l'80% di adesioni, i soldi a disposizione sono questi, ci vuole la cosa, perché sennò la banca va in bail-in, e il bail-in chi è che l'ha fatto? In violazione dell'articolo 47 della Costituzione, perché naturalmente l'articolo 47 della Costituzione molti se lo dimenticano, ma io no, perché lo conosco a memoria. Dice che la Repubblica Italiana incoraggia e tutela il risparmio, disciplina, coordina e controlla l'esercizio del credito. La Repubblica Italiana, non altri enti, non la Banca d'Italia, non la Banca Centrale Europea, ma qui si dice ma la Banca Centrale Europea ci ha messo dei vincoli, dei paletti di questo e quello, ma i vincoli e dei paletti che mette la Banca Centrale Europea, il governo italiano dovrebbe dire no signori, qui c'è prima di tutto la nostra beneamata Costituzione, non solo, ma è stata anche confermata dal referendum del 4 dicembre, ancora di più. Quindi quando si parla di risparmio rubato, perché qui si parla di risparmio rubato, si deve anteporre l'articolo 47 della Costituzione. Ecco, perché io qui sono ospite, ho avuto un'audizione al Senato un mesetto fa, e invito tutti a andarselo a vedere la mia dichiarazione che ho fatto nel mio sito alfredobelluco.it, che ho potuto usare termini molto più pesanti di quelli che sto usando adesso, perché qui hanno rovinato l'economia prevalentemente veneta, e il credito sta subendo una contrazione del 6% in Veneto, quando a livello nazionale sta subendo un'altra contrazione del 3%, quando a livello europeo vengono stampati 80 miliardi di euro al mese. Va bene? Questa è una cosa che grida vendetta al cospetto degli uomini prima e addio per chi ci crede. Allora, perché dicono ma noi iniettiamo nell'economia moneta e quindi favoriamo l'accesso al credito. No, l'accesso al credito non viene favorito iniettando i soldi nell'economia, perché prima passano attraverso le forche caudine delle banche che li tengono per aggiustare i loro bilanci, poi chi ha merito creditizio gli vengono dati i soldi. Ecco, perché stiamo facendo dei giochi delle tre carte che con noi non attacca. Perché noi, se dobbiamo dire in faccia a un banchiere quello che è, come abbiamo fatto in varie occasioni, e stasera sono in un'altra trasmissione televisiva, non dico quale, però io dico quello che penso quando sono fuori dal set, lo dico anche quando sono davanti alla telecamera, non ho nessuna remora nel dire le cose come stanno. Mi raccomando, non fatevi imbrogliare. Io ho coniato anche un termine, non farti rapinare dalla Banca Popolare, va bene? Ecco, adesso c'era anche sul giornale di ieri, c'era proprio la nostra foto con il nostro striscione lungo, dove dicevamo proprio abbiamo proprio questo coniato. Adesso diciamo non farti ulteriormente
rapinare dalla Banca Popolare, che non è solo quella di Vicenza, c'è anche quella di Montebelluna che nonostante che si chiami Veneto Banca è una banca popolare. Poi ci sono anche altre banche popolari che non sono immuni, non sono senza peccato, di peccati ne hanno da vendere. Sì, in generale la raccomandazione è comunque di usare molta prudenza quando si sottoscrivono documenti e accordi con gli istituti di credito. Noi siamo grati ad Alfredo Belluco per la sua esposizione, la sua analisi lucida ed esaustiva. Vi ricordiamo ancora una volta 800 814 603 il numero verde di Confedercontribuenti, di cui Alfredo Belluco è presidente regionale per il Veneto e vicepresidente nazionale. Abbiamo parlato di NPL, abbiamo parlato di crediti in sofferenza per le banche e ci siamo soffermati anche sulla situazione dei grandi istituti di credito veneti che hanno praticamente ridotto al lastrico decine, per non dire centinaia di famiglie. Alfredo Belluco, per concludere, una riflessione. La solita, quella che dico sempre, analizzate i vostri rapporti bancari, che siano essi mutui, leasing, derivati, conti correnti e quant'altro, specialmente se avete una piccola azienda. Anche se però avete una famiglia e avete un mutuo, potrebbe essere viziato da promessa usuraria o altri vizi che potrebbero inficiare proprio il rapporto e quindi contestato alla banca e magari poi andarlo a rinegoziare con condizioni migliori. Abbiamo fatto in decine di casi e potrebbe essere anche il vostro caso. Quindi mai demordere. Noi i nostri servizi, come abbiamo detto prima, in prima analisi facciamo gratuitamente, quindi non c'è nulla di rischioso e non portiamo, come fanno certe, non tanto associazioni, ma anche associazioni, ma certe società per azioni che girano per tutto il territorio a fare preanalisi che dicono gratuite, poi dicono guarda che c'è da fare una perizia che poi noi verifichiamo che non è necessaria perché non c'era nulla da contestare. Attenzione perché poi sono migliaia di euro da sborsare. Attenzione anche a chi ci si rivolge. Insomma. Sì, certo. Grazie ad Alfredo Belluco, Presidente Veneto di Confedercontribuenti e buon lavoro. Grazie a voi e a presto. Grazie al nostro ospite, a voi per averci seguito. Adesso spazio alla seconda parte di 7 in punto. Da parte di chi vi parla, l'augurio di una felice giornata e il più sincero dei ringraziamenti. Arrivederci.